Un videoshock di Bernardo Provenzano in cui il boss di Cosa Nostra appare quasi irriconoscibile rispetto alle immagini finora note, con un berretto di lana in testa, apparentemente non in grado di capire quello che la moglie e il figlio gli dicono mentre lo visitano in carcere. Si tratta di immagini del super boss dei Corleonesi registrate lo scorso dicembre dalle telecamere di sorveglianza del penitenziario di Parma, dove il boss è detenuto in regime di 41 bis, e che sollevano grandi interrogativi. È la prima volta dal giorno della sua cattura nell'aprile del 2006 che si vede in video. Pigliasti Lignate, gli chiede il figlio minore di Provenzano. Lignate, sì, dietro i reni, risponde lui, e guardando questi video registrati dal carcere di Parma, che la procura di Palermo ha aperto un'indagine per far luce sui tanti misteri che ancora una volta avvolgono il super boss dei Corleonesi. Provenzano ha davvero tentato il suicidio nel maggio del 2012? Davvero, come riferiscono più fonti, il boss sarebbe stato prossimo a un'eventuale collaborazione? E infine, qual è la dinamica delle numerose cadute registrate in cella nel corso dell'ultimo anno, in particolare l'ultima che l'ha ridotto in coma? A una delle domande del figlio, Francesco Paolo, che gli chiedeva le ragioni di un cerotto in testa e se fosse caduto da solo, il boss risponde di sì. Cadiste in testa da solo oppure è successo qualche cosa? No, ma lì non Cadiste solo. Le scorse settimane il legale della famiglia, l'avvocato Rosalba Di Gregori, aveva chiesto la revoca del carcere duro, la sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute, ma l'istanza è stata respinta.